Anche questa settimana nella rubrica del dottor Madeschi 3 minuti per la tua salute ci sarà un nuovo ospite, la dottoressa Francesca Zanon. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma che tratta i problemi della salute e del sociale nel nostro territorio. Oggi abbiamo il piacere di avere qui la dottoressa Francesca Zanon come presidentessa del Rotaract appena montata in carica, e quindi oggi ci parlerà di cos'è il Rotaract, di come agisce, dove agisce. Allora, dottoressa, cos'è il Rotaract? Perché tanti magari non lo sanno. Allora, il Rotaract è un club per giovani dai 18 ai 30 anni, ha come club padrino il Rotary. Per ogni club Rotaract c'è un club Rotary padrino, e in effetti Rotaract è l'abbreviazione di Rotary in Action. I nostri scopi sono principalmente quelli di sviluppare la capacità di leadership dei soci e di condividere, imparare a condividere con i soci, di fare service, quindi di adoperarci nel sociale. Abbiamo comunque degli scopi culturali, di service, di beneficenza e di associazionismo nelle più varie forme possibili. Ma quanti siete come Rotaract? Siamo 40 club nel distretto, appunto 2060, in tutto il mondo, centinaia di migliaia. Ma qui di come soci. siete? Qui siamo 10 soci e copriamo il bacino di San Donà. Il nostro club è il Rotaract di San Donà, però copriamo il bacino di San Donà, di Jesolo, di Caorle, di Portogruaro. Abbiamo soci di Caorle, di Portogruaro, dell'entroterra sandonatese, quindi sostanzialmente tutto il Veneto orientale, insomma. Sì. Ecco, si entra come? Si viene affiliati? Diciamo che se abbiamo degli amici interessati li invitiamo più che volentieri a conoscerci. Speriamo che noi possiamo piacere a loro e che loro possano piacere a noi, ma non solo nella simpatia, tra virgolette. Cioè, un nuovo socio deve anche capire che può comunque formare la sua personalità all'interno di un club del genere, quindi deve capire le varie sfaccettature di un club come il Rotaract, che non è solo divertimento, cena, festa, ma comunque anche obiettivo sociale. Puoi ampliare le tue conoscenze e comunque conoscere ragazzi di tutto il Triveneto, di tutta Italia, perché ci sono eventi nazionali come raduni nazionali. Ad esempio ci sarà il REM a Torino dal 26 al 29 gennaio, che è un evento addirittura internazionale, e sarà in Italia. Insomma, ci sono veramente buone opportunità. Quindi è un'opportunità per i soci ed è un'opportunità per tutto il territorio averli presente. Bene, ringraziamo la Francesca Zanon. La settimana prossima ritornerà qui perché gli farò spiegare quali sono i service sul territorio che sono in programma quest'anno, anche perché sono service in collaborazione con quello che facciamo noi e di cui vi ho parlato nelle settimane passate. Arrivederci.